Un decreto che stanzia 155 miliardi per aiutare l'economia a reggere il colpo e a ripartire. L'Italia ce la farà, dice il ministro Gualtieri. Giampiero Scarpati. Aiutiamo a reggere il colpo, ma cerchiamo anche di dare delle indicazioni, delle risorse, un sostegno anche per la ripartenza. Sono sicuro che l'Italia ce la farà. Il ministro Gualtieri, ospite a Uno Mattina, illustra i contenuti del decreto: 55 miliardi per famiglie e imprese, che salgono a 155 con le garanzie per i prestiti alle aziende. La cancellazione della rata IRAP di giugno vale 4 miliardi, è frutto del dialogo con gli imprenditori, sottolinea Gualtieri, che aggiunge: per i lavoratori acceleriamo i tempi della cassa integrazione. Non lasciamo nessuno indietro, dice il ministro. Per cambiare davvero l'Italia, il ministro Patuanelli ha una ricetta precisa. Da adesso in poi dobbiamo concentrarci anche sulla prospettiva futura con grandi opere di sburocratizzazione per le imprese. Dobbiamo ritornare a parlare della fiducia che il governo deve avere nei confronti degli imprenditori. Lo Stato deve lasciare libere le aziende di crescere.